Pronto? Pronto? Signora, Gianfranco? buongiorno. Sì, signora Nenzi, buongiorno. Gianfranco, senta, abbiamo bisogno di un momento di pubblicità, no, nella vostra radio? Però... Perché purtroppo, Sì, siccome sì. quella disgraziata dell'arrampicavoli non paga la corrente, ci hanno staccato la radio. C'ha con Laura disgraziata chi? Io non lo so. Perché è giusto che la gente non deve pagare la corrente? Ma Ce l'hai il contratto? appunto, quello che dico pure io, ma è giusto che lei non deve pagare la corrente? Scusa, ma noi non ce l'abbiamo il contratto, non ce Ho l'abbiamo capito, neanche il ma contatore, forse, no? forse è arrivato il momento Ma noi siamo di abusivi farlo. totali, ma dico, tu ce l'hai un contratto? Ce l'hai un contatore? Perché non deve pagare la corrente, scusami. Signora, Noi siamo signora, allempati con l'arrampicavoli, una volta che non ci si tagliano la corrente a infervori, lei. per favore. Lei dovrebbe farsi il suo contratto, quello suo personale, con Ignazio, andate insomma Ma una volta che a noi fare il siamo vostro collegati con contratto. l'arrampicavoli siamo tranquilli, no? Che c'è il contratto, c'è il contatore. Ma non funziona così, non si Perché dovrebbe la fare gente è così. disonesta, la gente è disonesta, Appunto. gente che non paga i contratti. La gente è il disonesta. contatore, la corrente, non la stanno oscuro, non la stanno. Comunque Ma dobbiamo almeno- fare un po' di pubblicità. Almeno il telefono vedo che non l'ha staccato. Ma perché questo non è il nostro, è un Non è- cellulare. No, anche questo. Un cellulare intestato a un amico di Ignazio. 100 Said, si chiama Said. Said. E ora noi manco qua, ce l'ha lasciato, diciamo, Sì. no? Perché lui è stato rimpatriato de forza, perché l'hanno trovato con un camion che non era suo, giusto? Ho capito, ci Di sono cui, sempre diciamo, ci sono state situazioni storie, un po' losche. situazioni, non ci sono fidati, lui ce l'ha raccontato che quel camion l'aveva trovato, ma loro non ci hanno creduto, ci hanno detto, guarda che fai, Pedro, tornati nella tua casa, che già catalaccia ne avevamo abbastanza, giusto? Certo. E l'hanno mandato. Ora purtroppo abbiamo questa esigenza di fare la pubblicità perché ci abbiamo la notte di Ferragosto. Oh, vi Ci siete abbiamo il menù finalmente speciale, no? organizzati, avete il menù speciale Sì, pure. perché fa schizza? Sentiamo Abbiamo un un primo po'. piatto, stiamo preparando un primo piatto, guarda Ignazio sarà in cucina quella sera, perché aiuta, no? Ignazio in cucina. Perché lui conosce la roba che ha portato, perché la porta lui la roba. Ho capito, però non è detto che la Cioè, sappia cucinare abbiamo un anche. primo piatto con le cozzole di Messina, si chiama spaghetti con le scocce delle cozzole di No, Messina. aspetti, ma che non le sono più scocce. leggere, no? Più Ma ho leggere. capito, più leggere, ma non sanno di niente, Ma sono certe volte la vuote. cozzola fa male, c'è chi che ci può fare, che ne so, ci può avere un'intossicazione, no? Allora tanto vale, per evitare problemi, ci mettiamo solo le scocce dando un colore chino, no? Ho capito, ma il Un colore sapore sarà... c'è magari, no? No, il sapore non c'è, perché la scoccia Come no? non ha sapore. Allora, Che bisogna sapore ha fare la un piccolo scoccia? procedimento. Sì, Prendere sentiamo. 50-60 scotch di cozzole Sì, vuote, vuote. metterle a modo alla playa, farle insaporire di acqua salata e terrina e Ma dopodiché non è la utilizzarle stessa... per fare il succo. Ma non è la stessa cosa, Che non è la stessa cosa, è Ma uguale no, identico. assolutamente no. Ma poi... Fa meno male, è Ma più come fate leggero. a vendere un piatto del genere? Perché lo vendete, no? 5 euro, buono, 5 euro è buono, quando la bindere, su che scotch 5 euro, non è Capito, buono? però. Vabbè. Ovviamente le scocce vanno ritornate, abbiamo una cauzione di 50 euro a piatto, Ma che vuol dire? perché Ma, tanto scotch tanto non l'hanno tornare. ma che significa, Se signora c'hai 8 Nenzi? scotch, 8 ce ne devi Ma tornare. per favore. Però per c'è il favore. grande concorso, eh? Quale Se tu concorso? trovi il bigliettino all'interno di una cozzola, perché ci sono un bigliettino dentro una cozzola sola, si vincono 50 litri di amaro calì. Hai capito? La E allora signora venite Nenzi tutti cosa quanti, si è Lido la Cutuliscia d'Oro, sperimentata qua. la musica notturna ad opera di Radio Varacchi, perché la nostra purtroppo non la potevamo mettere, per cui venite tutti quanti al Lido la Cutuliscia d'Oro per la notte di Ferragosto. Ah, mi raccomando, continua la raccolta anche per la legna. Esatto, quella per fare il falò, per fare il falò. Quindi su non ci avete gabbiette di frutta, su non ci avete mobili di buttare, cucine componibili, anche in Portatele lì, formica portatele tutti lì. le potete buttare, va bene? Senta, ma vogliamo dire anche quanto si paga l'ingresso? Allora, di pagare l'ingresso non si paga, si paga l'uscita, 50 Esatto, euro. perché... Quanto? 50 euro. Voi avete questa nuova formula, no? Che l'ingresso è gratuito, L'ingresso però è si paga gratuito, l'uscita. certo, perché non è meno nudo, capito? A ore trasere trasura, a ore esce lo voglio, che ci abbiamo anche la security, che sono tutti amici di Ma Ignazio. no, la security anche. Ignazio, per ci sono per stati favore. 3 anni che lui Sì. ha condiviso una stanza con delle persone, no? Per 3 anni. Che stanza? Una stanza, Una diciamo, stanza, erano vabbè. ogni 40 in una stanza, Vabbè, per cui lasciamo hanno fatto stare. amicizia, no? E quando c'è di bisogno diciamo che loro vengono, ci danno una mano, per cui ingresso gratuito, uscita a pagamento, solo alla Cutuliscia d'Oro. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a lei, buona giornata. Signor Castiglia, vieni con l'amica mia straniera. Ecco, come ti chiami? Ciao signor Castiglia, dici,